Amici bellini, buongiorno. Non ce l'ho fatta a svegliarmi alle 5 del mattino, però mi hanno fatto sapere che la conferenza non è andata in onda, quindi l'abbiamo recuperata e analizziamo le parole di Mazzarri nella maniera più precisa e limpida possibile, perché questa è una conferenza che spacca. Cominciamo. Allora, diamo il benvenuto a Walter Pagano, che poi pagano, cioè Walter, certe dichiarazioni non pagano, lo dico subito. Noi diamo il benvenuto ai nuovi iscritti e a quelli che vorranno iscriversi e a quelli che lasciano i like, che sono insomma i like quasi preventivi per una vittoria, propedeutici per una vittoria, un pensiero positivo che dobbiamo portare avanti perché dobbiamo svoltare questa stagione. Conferenza stampa dove io vi avevo detto una cosa quando arrivò Mazzarri, non ero contento della scelta, non per Mazzarri l'uomo, non per Mazzarri l'allenatore, ma perché la scelta faceva contenti i nostri avversari, onestamente, e sta succedendo proprio questo. Però vi dissi anche, sarò io l'unico a difendere Mazzarri quando si esaurirà la spinta della nuova stampa che porterà avanti Mazzarri e poi dopo lo demolirà, e in questo video un pochino lo farò. Perché non ho nessun interesse né a demolirlo né ad esaltarlo. Noi abbiamo a cuore le sorti del Napoli e non degli allenatori, né dei presidenti, né dei giocatori. È la squadra che deve andare avanti per noi tifosi. Quindi andiamo a leggere insieme le parole di Mazzarri, le parole di Mazzarri. Con un ambrabam tattico ci spostiamo, siamo già pronti, e oltre alle parole vi vorrei far vedere le facce, i sospiri. Non lo possiamo fare per una questione anche di tempo, però ve le descrivo. Ve la potete recuperare, è importante anche che guardiate con i vostri occhi. Si parte con la domanda che dice Sky, anche banale, dice il 2024 cosa vuole dal 2024, e Mazzarri parla di invertire la rotta, però solo a livello di risultati, perché come prestazione con il Monza è stata ottima o buona o buonissima, insomma sappiamo che sono buonissima e ottima è la stessa cosa, però perché Mazzarri non vuole dire abbiamo giocato benissimo, proprio ci è mancato, perché lo sa dentro di lui che non è stata una grande prestazione, però si sono creati i presupposti e lo abbiamo fatto vedere dall'analisi della partita. Il Napoli con il massimo XG della giornata di tutta la Serie A, quindi io ho detto sì, non mi è piaciuto il primo tempo, però poi si sono creati dei presupposti, si possono dare dei meriti anche alle folate dei giocatori, le azioni individuali, ma tant'è. E sulla prossima domanda, sulla domanda su Mazzocchi, abbiamo la certezza che anche Walter i nostri video se li guarda. Noi quando diciamo questa cosa è un po' una battuta, è chiaro che se Mazzarri dice non ho il tempo né di guardare le partite degli altri, prima cosa che dice, non ho il tempo di guardare le partite, la cosa che fu accusato Garzi, non ho il tempo di leggere i giornali, sicuramente non terrà il tempo di guardarsi a Valerio Fluido che parla di calcio, però dice una cosa su cui ci troviamo al 100%. Dice Mazzocchi è un giocatore eccezionale, non lo conosci, però mi ha dato subito l'impressione che dia la carica, che sia convinto, che sia contentissimo di venire, e questo lo sapevamo, e può dare la carica anche agli altri. Questa è proprio la frase che piace a me, perché vi dicevo Cajuste deve far giocare bene Anghissà, e il finale, se non l'avete visto il video di ieri, nel finale del video parlo proprio di questo. Mazzarri non deve essere troppo buono con i ragazzi e con i titolari che si sentono troppo titolari. Se Mazzarri è venuto per copiare e scopiazzare quello che si era fatto l'anno scorso, vuol dire che non dai la scossa a tutti, i titolari si siedono, e Mazzarri dice proprio questo. È capace che dopo un po' di anni qualcuno si addormenta, si crogiola, si adagia sugli allori, e invece le seconde linee devono dare la carica anche agli altri. Esatto, Walter, è proprio quello che io mi auspico da questo mercato. Non mi posso aspettare giocatori grandi campioni che prendono la squadra in mano, è difficile. Il Napoli sta pure puntando sui giovani, quindi è difficile, però questi giovani possono
dare una spinta anche a quelli che sono i titolarissimi e farli giocare un po' meno. E poi sottolinea pure, però Mazzocchi è stato preso come vice di Lorenzo, perché quindi non vi aspettate che lo metto così, serviva come vice di Lorenzo e lo sappiamo benissimo. La situazione, l'emergenza generale, gli si chiede anche di Juan Jesus, evidentemente perché avevano già comunicato una serie di problematiche, e Mazzarri qua dice: è la domanda più bella che mi potevate fare. Perché dà la possibilità a Mazzarri di piangere un po', e su questo purtroppo il mister non è affatto cambiato, e è anche la realtà dei fatti. Noi lo analizziamo tranquillamente, la squadra è decimata tra squalifiche, infortuni, insomma, più che le squalifiche che adesso sono state scontate sono i diffidati che ti mettono preoccupazione, e quindi lui dice: sono preoccupato, lo dice tranquillamente. Non guardo i giornali, non guardo i giornali perché non ho tempo, ma Gaetano prova oggi. Probabilmente quando lui dice non guardo i giornali vuol dire che ha guardato i giornali e qualcuno parlava di Gaetano, magari al posto di Zielinski o come vice Lobotka, perché stiamo facendo le varie ipotesi, visto che il mercato, purtroppo, il Napoli si sta muovendo, incontra tutte le difficoltà che potevamo anche aspettarci. Il forno, non so se avete sentito il rumore del forno, però arriviamo alla partita col Torino. Questa era la preoccupazione che vi dicevo io. Arriviamo alla partita col Torino che siamo contanti, quindi su Gaetano dobbiamo vedere. Tra un po' uscirà probabilmente il report dell'allenamento e ne sapremo di più su Juan Jesus. Gaetano, cambio tattico. Ora qui avviene lo scontro vero e proprio tra Mazzarri e Antonio Giordano, Corriere dello Sport, giornalista che io stimo, giornalista con cui ho collaborato, che ho portato anche sul canale con delle interviste. È uno veramente dei pochi che a Napoli, quando apre la bocca, si fa ascoltare, e chiede nello specifico il 5-3-2 fatto con il Monza, e lo sto sentendo un pochino dappertutto. Molti amici bellini mi hanno anche chiesto la posizione di Zerbin, che faceva diventare la difesa un po' a 5, e io vi dissi sì, in alcune fasi di gioco sì, ma è anche normale. E qua io mi trovo al 100% con Mazzarri, perché è naturale che l'esterno destro lo fa Politano e Mazzarri lo ricordo bene, e quindi dice qua: io non sono d'accordo che tu parli del 5-3-2, perché è normale che Zerbin deve fare tutto l'accompagnamento. Oltretutto lo avrà fatto magari anche con più forza e con più decisione rispetto a Politano, perché Zerbin si gioca la carta di dire: io ti garantisco sia spinta sia difesa, quindi divento il tuo uomo. Poche occasioni hanno i giocatori per farsi vedere, e questa era un'occasione, quindi con più generosità ancora avrà aiutato la difesa. E però Mazzarri, invece di insistere invece di inchiodare a livello proprio tattico e di spiegare bene tatticamente come si muovono queste cose, svicola e parla: abbiamo finito con il 4-2-4, quasi come a voler dire: guardate, io sono stato coraggioso, altro che 5-3-2. Tutti che si auspicano questo passaggio alla difesa a 3, che poi diventa una difesa a 5. Invece Mazzarri rilancia e dice: no, io sono stato coraggioso, abbiamo chiuso 4-2-4. E poi, caro Walter, sappiamo benissimo che il 4-2-4 non è altro che un 4-2-3-1, perché se tu dici Lindstrom è attaccante, Kvara è attaccante, sono 4 attaccanti, sì, ma poi si devono comportare come delle ali, quindi 4-2-3-1 con Raspadori sotto Simeone. Non c'è dubbio. E poi è un 4-4-2. è troppo facile. Io con gli amici bellini della mia community non devo spiegare i numeretti perché voi siete evoluti. E poi Mazzarri purtroppo scivola, invece è un po' debole Mazzarri nella spiegazione, scivola nei ricordi e dice come per esempio si faceva con Cavani, con Lavezzi, con Mascara e Lucarelli, che si buttavano tutti in avanti, e proprio come ho fatto io Simeone lo butto alla fine come speravo, finisce per fare il potenziale assist per Gaetano, e quindi sta spiegando questa cosa qua. Ribatte Giordano che dice: così però ci fai passare per una banda di imbecilli, perché c'è anche la condizione un po' di permalosità da parte della stampa, quindi non solo i giocatori possono essere permalosi, non solo gli arbitri e non solo gli allenatori, anche la stampa dimostra di essere un po' permalosa. Ma Mazzarri ribadisce: non siamo mai
andati a 5, Zerbin come Politano, ed è giusto. Kvara rientra di meno perché ho creato dei meccanismi molto interessanti. Su questo poi mi sarebbe piaciuto anche un approfondimento da parte di Mazzarri, ma poi ci arriva con la spiegazione ed è logico. Purtroppo però, invece di andare all'interno di questi meccanismi che lui ha creato per far rientrare un pochino di meno Kvara, ribadisce e dice: guardate chi ha fatto l'assist a Gaetano, se volete vi porto i video, andate, io riguardo le partite, voi no, andate a rivedere e scoprirete che vi sto dicendo la verità. Ma lo sappiamo chi ha fatto l'assist a Gaetano, è evidente, è negli highlights, quindi non è una cosa clamorosa che i giornalisti non possono vedere e che hai visto solo tu, si vede. Il problema è che questo 4-2-4 di cui tu parli l'abbiamo fatto per scarsi 10 minuti perché tu a Simeone l'hai messo all'85esimo, quindi era più interessante sottolineare e ribadire che la difesa a 5 non è di partenza perché non si impostava a 3, spieghiamola ancora meglio e possiamo anche andare su un'analisi tattica per farvelo vedere bene. Eccoci qua, questa era la situazione. Mo lasciate perdere Gollini, non mi ricordo i titolari in quel momento chi erano, ma è semplice da capire. Se Zerbin si abbassa e arriva ad abbassarsi fin qui, è normale, e lo spiega anche Mazzarri, che Di Lorenzo si schiaccia un pochino, Rachmani e Juan Jesus si schiacciano un pochino e sale Mario Rui a prendere l'altro quinto. Ecco perché Kvara non deve anche lui fare questo movimento, perché tutto shifta facendo questa curva e c'è comunque un certo equilibrio. È semplicissimo, però purtroppo Mazzarri si concentra sulla cosa sbagliata e ci insiste: guardate, andate a vedere, e invece no, secondo me andava spiegata meglio, e sono d'accordo con lui. Il Napoli non ha cambiato modulo assolutamente, sono fasi di gioco in cui devi assorbire i movimenti degli avversari ed è normale che Zerbin arriva fino lì. È anche normale avere due moduli, uno in fase di possesso e uno in fase di non possesso. Il calcio moderno prevede questo, che tu devi fare una cosa in fase di possesso. Quando Di Lorenzo si trova qui, che teniamo il centrocampo a 4? Assolutamente no, è in fase di possesso che sviluppi in un certo modo, e in base allo sviluppo gli altri giocatori devono occupare le altre situazioni. È proprio semplice da capire. Di conseguenza sono andato un po' lungo, ma questo era un momento chiave di una conferenza chiave, dove si stabilirà ancora una volta poi quali sono i buoni e i cattivi e come si andrà avanti nella comunicazione, nel racconto della stagione. Gli chiedono ancora del minutaggio di Simeone, e allora Simeone lui fa Mazzarri fa mi hanno chiesto un'altra volta Simeone. Il Torino è una signora squadra, poi dice simile al Monza. Qua non sono d'accordissimo, perché il Torino ti prende più uomo contro uomo, il Monza tende di più a giocare a pallone, il Torino si mette in contrapposizione, quindi no, magari perché ogni tanto si mettono con la difesa, il Torino si mette con la difesa a 3, può essere similare, però stiamo vedendo che il Torino sta utilizzando Vlasic sotto le due punte, quindi andiamo a vedere se confermerà questa cosa, quindi non sono proprio uguali. E per quanto riguarda il minutaggio di Simeone, ritorna Mazzarri alla questione, vuole ribadire quello che ha detto. Guardate che l'anno scorso Simeone non giocava, e purtroppo dice anche qui una cosa debole, dice se andate a vedere, e prende proprio i foglietti, una partita ha giocato Simeone dall'inizio, Napoli-Milan 4-0. Non l'hai detta benissimo, Napoli-Milan 0-4 semmai, ma non è quello il problema è l'utilizzo non sempre dall'inizio. Non stiamo chiedendo di farlo giocare sempre dall'inizio, ma di dargli più minuti, di farlo entrare al 60esimo. Se la partita non si sblocca, specialmente, ci sta che lo fai entrare un pochino prima, uno che è una punta vera e che quando è stato chiamato in causa. E poi i numeri li abbiamo sviscerati, non posso ripeterli, non solo i numeri con Spalletti, anche i numeri con Garcia. Su questo abbiamo ampiamente detto, se non li avete visti andatevi a recuperare i video. Poi spiega bene Mazzarri, Simeone va meglio per la profondità, quando la squadra avversaria tira a profondità, Raspadori un centravanti di manovra, e quindi è uno di quelli che ti viene intorno, che ti viene incontro, che poi fa mandare dentro le mezze ali, discorso che poi porterà un'altra domanda più in là. Gli si chiede della media punti che si è abbassata clamorosamente, Mazzarri dice non la guardo mai, la media punti, nemmeno quando mi va bene a me. Qua non lo so se non la guardi mai, però ovviamente Mazzarri ha un asso nella manica e dice sì, ma tu devi guardare la media punti anche contro quali squadre stai giocando. Una cosa è giocare contro la squadra prima in classifica e una cosa è giocare contro l'Empoli. Sì Mazzarri, però tu hai perso pure col Frosinone 0-4.
Quindi ora non vale media punti perché quella ti butta fuori dalla Coppa Italia che non era campionato, però dobbiamo cominciare a fare qualche punto anche con le squadre un po' più forti, perché altrimenti solamente con le squadre piccole, e c'è il pericolo di steccarla sempre dietro l'angolo come è successo con il Monza, non ci arriviamo in Europa. Quindi dobbiamo fare qualcosa di molto molto più importante nel girone di ritorno. Quindi Mazzarri si concentra sulla prestazione. Io, se vedo la prestazione buona, poi arriveranno anche i risultati, e in questo momento non possiamo essere troppo pignoli perché mancano 7 giocatori, e quindi la solita storia delle attenuanti, delle scuse, degli alibi, che purtroppo era l'unica cosa che dovevi studiare di Spalletti. Non dovevi studiare le tattiche, non è replicabile, ci vuole un lavoro lo stesso Spalletti ci ha messo 2 anni per arrivare alla perfezione di certi meccanismi. L'unica cosa che dovevi studiare di Spalletti era l'utilizzo del niente alibi, era proprio: non mi interessano gli arbitri, non mi interessano gli infortuni, io ho tutto quello che mi serve per vincere la partita il giorno dopo. Era l'unica cosa che dovevi studiare di Spalletti. Altro dato: siamo i più bassi della Serie A. Tra l'altro questo dato non so se ce l'ho, fatemelo beccare. Trovato, 181,35 sono i centimetri che di media gli azzurri hanno portato in campo in questa prima parte di stagione di Serie A. Nessuno ha una squadra media più bassa. Sopra il Napoli ci arriva anche la Fiorentina, 181,76, e la capolista Inter 181,82, riferisce il Quotidiano. Stiamo parlando di millimetri, non mi sembra un dato rilevante. Sappiamo che il Napoli storicamente è una squadra di gente più tecnica e più piccolina, però ci possiamo mai lamentare che rispetto all'Inter abbiamo 181,35 invece di 181,82? Stiamo parlando di millimetri di media, quindi mi sembra un dato non rilevante. Il Napoli un salto lo ha fatto di fisicità negli anni. Non siamo quelli là che vanno a fare la guerra e la mettono tutto sul fisico, però non siamo nemmeno tutti bassini come all'epoca di Insigne, di Mertens, lo stesso Jorginho. Poi devi vedere se quelli alti saltano, al di là dei centimetri, devi vedere se quelli altri hanno i muscoli. Vedi Lindstrom. Quindi questo dato che riporta il mattino secondo me è assolutamente irrilevante. E Mazzarri, mentre dice giustamente sui calci piazzati possono essere importanti questi centimetri, ma se giochi a calcio non conta tutto questo. E quindi bene Mazzarri che alla fine se giochi con l'1-2, se giochi bene come giocavi l'anno scorso, non ha importanza che non sei più alto. Ancora su Simeone, dice Simeone è allegro, è prezioso anche solo per lo spogliatoio, se è arrabbiato non te lo fa vedere, si vede che è figlio di allenatore, quindi mi serve moltissimo. E vediamo se è arrivato il momento di dare pure un po' di soddisfazione oltre alle parole a Simeone. E poi situazione Kvara, mazziato e diffidato, nel senso che subisce tanti falli, viene sempre provocato e poi alla fine viene ammonito lui. Contentissimo Mazzarri di poter parlare di questo argomento, i falli a distanza dalla palla che subisce sia Kvara che Osimhen, ed è giusto che non sia un discorso chiuso per l'ambiente Napoli, ma che valga per tutte le squadre quando ci sono dei giocatori un pochino più di talento che vengono fermati con le buone o con le cattive. E qua Mazzarri dice: io non le guardo più le altre partite, non c'ho tempo. Se non ci poi aggiusta, se non ci interessano, cioè se non devo studiare la partita che poi arriverà. Invece è buono guardare altro calcio. Mazzarri, stai guardando il Brighton, stai guardando il Girona, e non vorrei che poi gli appassionati guardano più calcio degli allenatori. E questa è una cosa che Spalletti parlava degli allenatori giovani. Lui, da allenatore esperto, dice: io sto guardando le nuove leve cosa stanno portando e da lì mi prendo un pochino tutto. Sarebbe importante guardare qualche partita in più. Poi per quanto riguarda la situazione sempre delle emergenze, Politano è quello che mi dà più speranza. Ricordiamo che aveva fatto un allenamento in gruppo dopo un allenamento dove era a parte. Gaetano prova oggi, recupero Demme, cosa importantissima, cioè sei costretto e l'hai dovuto comunicare alla società: sentite, io non c'ho più nessuno, non so che volete fare con Demme, ma lo devo considerare abile e arruolabile anche per i cambi, sicuramente non dall'inizio ma per i cambi. E ho addirittura provato altri che a centrocampo non ci hanno mai giocato. Dobbiamo capire se si riferisce a un Ostigard a centrocampo che invece lo ha fatto in pochi scampoli, se si riferisce
ha un Lindstrom provato a centrocampo che potrebbe essere una soluzione, lo stesso Raspadori lo abbiamo visto tante volte a centrocampo, insomma, quelli sono, adesso lo vedremo con l'analisi. Quindi non è meglio, gli chiedono nel finale, utilizzare Simeone invece delle mezze ali che si inseriscono, perché tu fai entrare, e questa è proprio la domanda che piace a me, perché tu fai giocare Raspadori, è una buona idea se si creano i presupposti, crei lo spazio e le mezzali si inseriscono, ma se la mezzala è Anghissà fanno poco gol, e quindi lui dice ma ci arrivano al tiro Mazzarri, e però il giornalista giustamente risponde sì, ma se non segnano non è meglio utilizzare un Simeone che ha più gol nelle gambe, e sono d'accordo onestamente. E qua Mazzarri ci ripete, a seconda anche dell'avversario se giocano a uomo o a zona. Ora noi sappiamo che il Torino giocherà a uomo su uomo, il Monza secondo me fa un gioco misto, un gioco moderno, perché Palladino è un allenatore moderno. Poi la domanda delle domande, un primo bilancio eccetera eccetera di quello che è la sua cosa. Sto male, dice Mazzarri, perché ancora vanno male le cose, mi dispiace per i tifosi eccetera eccetera. Andiamo a fare delle ipotesi di formazione, ragazzi, è molto semplice onestamente. Gollini, ora Juan Jesus abbiamo il dubbio e potremmo riesumare Østigård qui, perché ci fanno sapere che Juan Jesus potrebbe non essere al 100%. L'idea che Østigård sia diventato il quarto difensore nelle gerarchie e Juan Jesus è titolare inamovibile, che doveva essere lui il quarto anche per età, anche per fare da chioccia agli altri, invece ci stai puntando come titolare assoluto al posto di Kim. Questo è un primo errore di mercato, di troppo ottimismo. Rachmani, Di Lorenzo, e non c'è dubbio per quanto riguarda la difesa, abbiamo questo dubbio Østigård. Lobotka, Anghissà non c'è ovviamente, e ci mettiamo Cajuste. Pensiamo, su Zielinski non si è proferito parola, quindi immaginiamo che siano tutti a disposizione. Raspadori, togliamo Zerbin per ora e mettiamo Cipolitano, che gli dà più speranze, Kvara e Raspadori Simeone. Ora, io credo che anche per dare un po' di soddisfazione, se hai il dubbio 50 e 50, potresti pensare di mettere Simeone al posto di Raspadori e vedere, se devi fare a sportellate 1 contro 1, Simeone qualche duello lo può vincere, quindi ti giochi una partita così. Non è male onestamente l'idea di mettere Raspadori se ti seguono, però poi ti devi inserire. Cajuste ha capacità di inserimento, perché Mazzarri sta utilizzando Anghissà qua altissimo. Se Cajuste lo può fare, potrebbe essere una scelta interessante. E la situazione è questa, c'è Lindstrom ovviamente, Zerbin, questi sono gli accoppiamenti che possiamo immaginare. Se Gaetano non recupera, questi sono rimasti al posto di Zanoli, non al posto di Zanoli è ancora qui, però immaginate anche ci mettiamo sempre di Dasiak, immaginate Mazzocchi, che appena il mio amico Stefano mi aggiorna le grafiche, possiamo mettere anche Mazzocchi con il numero 3 e questo è quanto. Purtroppo, nonostante le attenuanti che ci sono, bisogna assolutamente vincere, bisogna fare 6 punti col Torino e con la Salernitana per arrivare bene alla Supercoppa e per dire è un altro anno, anche psicologicamente sentirsi ok, è un altro anno. Contemporaneamente abbiamo appena visto come l'Inter ha vinto la partita oggi, e quindi sembra proprio che per troppi motivi, quindi iscrivetevi al canale, perché dopo l'analisi della partita del Napoli arriverà l'analisi della Serie A, come al solito con il recap generale, ed è molto interessante vedere e fare dei paralleli tra quello che sta facendo l'Inter e quello che stava facendo il Napoli l'anno scorso. Sembra proprio l'anno loro in maniera diversa rispetto a come lo stava facendo il Napoli, ma bisogna accettare la realtà dei fatti. Vi abbraccio e vi bacio, lasciate un like finale per quello che deve essere riconoscenza da parte vostra nei miei confronti di una obiettività. Io non sono contro Mazzarri, non mi interessa niente, e cerco di mettere sul piatto tutte e due le cose. Vedo che ha delle idee che condivido, vedo che dice delle cose su cui sono molto d'accordo, poi su certe altre purtroppo è debole. Ma è debole perché? Perché è stato chiamato con un presupposto preciso che è sbagliato alla fonte. Devi venire, hai studiato il 4-3-3 e devi copiare quello che faceva Spalletti. Questo è l'errore di fondo che si è fatto anche in estate con Garcia. Non funziona così il calcio. Di conseguenza gli hai dato una posizione di debolezza e lui sta cercando di dimostrare a tutti con le sue forze che lui invece è offensivo, che vuole fare
un calcio propositivo, però contemporaneamente dice noi abbiamo sistemato, prendiamo meno contropiedi. Non era così. Quindi l'hai studiato, non l'hai studiato benissimo, oppure l'hai studiato ma non è replicabile, perché l'ho studiato anche io. E se mi date il Napoli da allenare, andiamo in Serie B al 100%. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Like, iscrizione al canale e fiducia, perché domani, Maru domani. Lasciare di una vita che non